Pensiero del giorno. Sabato 14 settembre. Rinnovare il tessuto sociale in cui siamo immersi. Insieme all'amore di Dio, San Paolo sottolinea qui, e non a caso, la pazienza di Cristo. È la pazienza di cui Gesù ha dato prova durante la sua vita sulla terra. È la perseveranza con cui ha affrontato tutte le difficoltà, le incomprensioni, le privazioni, le avversità, gli abbandoni. È il totale distacco dalla sua volontà che ha permesso a Gesù di essere un tutt'uno con la volontà del Padre anche nei momenti più dolorosi della sua passione e morte in croce. Come viviamo questa parola? Vedendo in tutto ciò che vogliamo fare un'espressione dell'amore di Dio e la possibilità di amarlo di nuovo. Così ad esempio nel lavoro. Infatti, quale migliore occasione e quale migliore opportunità è alla nostra portata per vivere l'amore per Dio e per i fratelli? Quale rivoluzione sociale? Quali effetti benefici si produrrebbero per i nostri vicini e per l'intera società se svolgessimo il nostro lavoro lasciandoci guidare dall'amore? Ma poiché ciò non è possibile senza sacrifici e rinunce, cercheremo di lasciarci guidare anche da quell'altro sentimento che San Paolo ci indica: la pazienza e il distacco da noi stessi, da cui Gesù ci ha dato esempio. In questo modo l'amore darà senso e pienezza a ogni momento della nostra vita. E tutto ciò che facciamo per amore, come ci assicura Gesù, rimarrà per sempre. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita del novembre 1992. Parola di vita settembre 2024. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori illudendo voi stessi. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.